252. Va ora in onda Musica Indipendente. E come no, ma certo, la musica indipendente del venerdì con Sammy Varin, che poi si trasforma ancora in Potere al Popolo e tiriamo dentro l'attualità, la cronaca, la politica, le cacchiate che succedono ogni giorno. Ma prima il venerdì interrompiamo le trasmissioni mandando in onda solo artisti indipendenti, leggendo i vostri WhatsApp al 340 6709 659, anche le vostre telefonate, of course, ma subito, guarda qua. Sammy, puoi ripetere il nome del paese in cui ci sarà la sagra della polenta? Ma scusa, cioè vuoi che io non cominci una trasmissione senza parlare della sagra della polenta? Sagra della polenta, signori, vero, ad Ingria, provincia di Torino, paesino gigantesco di 42 abitanti in provincia di Torino. Cioè, capite? Li invecchiamo tutti noi. Aspetta che ti faccio vedere ancora la locandina. Sagra della polenta, domenica 15 settembre, Ingria, Torino, con l'intaglio del legno con la motosega, una gara di chi fa l'opera più bella. Stupendo! Chiusa la parentesi, ma fa vedere chi ci abbiamo qua in onda, signori. Negli studi di Milano di Radio Libertà arriva sempre roba buona, artisti indipendenti e chi crede negli artisti indipendenti. Tra questi non ne sono rimasti molti, perché sono tutti fighi, fanno tutti super promoter e devi fare questo e quell'altro, eccetera. C'è chi dà ancora spazio ad artisti di tutte le età per salire su un palco, per trasmettere belle emozioni, e lui si chiama Dino Angelini! Ciao a tutti, grazie Sammy, salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e anche oggi faremo una bella chiacchierata. È tornato dalla montagna, signori. Sui montagni hanno fatto follie quest'estate con Dino Angelini, ragazzi, in un piccolo paesino immerso nel verde. Ogni sera c'era una festa, un concerto, e in mancanza d'altro il Dino Angelini si metteva a suonare, cioè roba... 2-3 serate, signori, non smetteva più. A un certo punto bisogna staccargli la spina perché andava avanti anche dopo mezzanotte. No, si può, poi ne parliamo. Ma di fianco a me abbiamo l'artista, signori, un artista che per la prima volta viene in radio. Emozionato io, Sammy Varin, lei non gliene frega niente perché gli artisti sono artisti. Signori, direttamente dall'America, Kim O'Brien! Ciao a tutti! Parla anche italiano, parla italiano. Sì, vagamente. Kim O'Brien, scritto Kim con la K, O, come dire, Brian, Kim, c'è un triangolo, perché è importante quel triangolo. Pericolo. Il triangolo che c'è. Sì, mi tira in ballo il triangolo, io non capisco più niente questa cosa. Spiega un attimo. Se uno va a cercarla su Facebook, se non vede il triangolo vuol dire che non è lei. Allora, queste volgarità io non le raccolgo assolutamente. Triangolini non ci interessano. Pensiamo invece a questa Kim che canta da sempre, ma soltanto negli ultimi 6 anni hai cominciato a studiare veramente. Hai scelto di regalare le tue canzoni al prossimo facendo beneficenza, facendo serate nella tua zona, nel tuo paese, associazioni dei disabili, una cosa bellissima che secondo me dovrebbero fare in tanti artisti alle prime armi, ma soprattutto dopo, quando sei davvero conosciuto e famoso. Kim O'Brien, raccontaci di te che siamo curiosi. In realtà si chiama Viviana, giusto? Viviana, Yes. avete detto l'americana perché lei ha studiato, imparato poco italiano, però Viviana, raccontaci di te che siamo curiosi. Da dove vuoi partire? Allora, ma non saprei. Va bene così, ma basta. Direi che è sufficiente, troppo. perché avete capito che cosa vuol fare Viviana. Sto scherzando, Viviana. Sei arrivata tardi, tra virgolette, Sì. nel mondo della musica. Purtroppo mi sono svegliata tardi perché ho sempre avuto vergogna, mi guardano tutte queste cose.
Cioè, Cavola. capito? C'aveva vergogna di Semenate. cantare, ma questa è una cosa umana. Anche il Dino Angelini si vergogna ancora come un matto, e però quando inizi a cantare, a suonare, soprattutto quando vi prepara le Sì. canzoni, dopo tutti dicono: "Oh, che figata, che Dopo non bello, vuoi ma è smettere più. bravo". Davvero, davvero. Sì, sì. Quindi è arrivata tardi nell'agone musicale, però negli ultimi anni hai deciso di farlo seriamente, studiando, Sì, sì. mettendoci l'anima. Sì, mi sono appassionata, poi ho trovato anche un'ottima maestra, specialmente negli ultimi 2 anni, ne ho cambiate 3, negli ultimi 2 ho trovato questa super teacher che mi ha fatto fare un balzo in avanti e poi, non so come mi è scattato qualcosa di iniziare a esibirmi e pian piano, vabbè, ovviamente facendolo ti sciogli sempre di più, cosa che poi dovevo capirla 20 anni fa, però vabbè. E niente, quindi ho iniziato poi a propormi, a scrivere appunto nell'RSA così, se qualcuno voleva E farci guarda che è bellissimo, perché comunque porti un po' sì. d'allegria e canti il tuo repertorio, ma immagino canti anche le canzoni Eh beh sì, classiche, eh sì, eccetera. ho dovuto rivisitare il repertorio perché i vecchietti ovviamente volevano le loro canzoni dei loro tempi, quindi ho rivisitato un po'. Viva i vecchietti, signori! Ce ne sono tantissimi che ascoltano anche questa radio, Sì. perché noi parliamo tanto, siamo una radio che parla tantissimo, quindi teniamo compagnia, facciamo anche arrabbiare, perché molto spesso parliamo di politica, di cosa non va, eccetera, ma una carezza a tutti gli anziani che ci Sì. seguono anche da casa la facciamo volentieri, ricordando che ci sono artisti proprio come Viviana, in arte Kim O'Brien, che gira nelle RSA, negli appuntamenti del suo paese. Qual è il tuo paese? Da dove arrivi? Meda. Meda, Meda. signori, famosa località balneare Sì. in questi giorni, sotto l'acqua. Tutti. Siamo tutti Sì. in versione balneare, cioè io l'altro giorno sono in sottopassaggio di Milano, era un balneario unico e Io ieri signori, sono andata a prendere una chitarra nuova e ho dovuto camminare in mezzo a tutta l'acqua. la Ho chitarra tolto le si è scarpe, già mi sono rovinata praticamente. Oh, va no, al bene. ritorno all'andata ho tolto le scarpe, cavolo, ho attraversato tutto il fiume Cioè, di capite cosa per andare a sta prendermi la chitarra. come sta cambiando il mondo, ma noi la chitarra ce la compriamo lo stesso e tra poco vi faremo sentire un pezzo di Kim O'Brien. Sai che non lo so, che canzone mi hai fatto avere Bad tramite... Woman Blues della Beth Hart. Blues Ecco, ovviamente. anche lì appunto, che gusti hai? Quali Allora, sono il i mio tuoi genere gusti? preferito, vabbè, son tutti, sperimento tutti i generi, anche qualcosa di lirico, così mi lancio a fare anche Dai, qualcosa, a dai. imitare. Però il blues è il mio genere preferito, blues, soul, rock. Poi tutti gli altri sperimento, sempre sperimentato così, per vedere fin dove arrivo. È minimo e soprattutto per trasmettere emozioni diverse Sì, certo. rispetto al solito musicame che Sì. vi arriva imposto dall'alto nelle radio cosiddette importanti. Sì, Sì, fate esatto. caso, sono sempre gli stessi Sì, 7, 8, 10 artisti, gli sempre stessi che stesso scrivono la canzone e se le passano l'un l'altro, eccetera. il ritmo sempre quello, Sì, il ritmo e anche le sempre. cose che si dicono, il modo di Sì. dirle sempre uguale. Noi ci ribelliamo, ecco, a queste mode imposte dall'alto e il bello della nostra radio è proprio che non le segue. E ascoltando la nostra radio sentite una musica che non c'è, un sottobosco musicale profumatissimo che però, se ascoltate Radio Italia, non esiste proprio. Non esiste su Radio Dimensione Suono, su Radio DJ, su RTL, radio bellissime che salutiamo e ringraziamo di esistere, però che palle. Tra poco il pezzo di Kim O'Brien. Adesso però giustamente le news del Dino Angelini, famoso patron del Cantabrianza che arriva tra poche settimane, ma non soltanto, ormai il Dino Angelini fa di tutto. Infatti prima c'erano delle briciole qui per terra e Dino Angelini ha preso la scopa e inizia no io faccio di tutto, poi c'era lì la pianola, ha detto vabbè adesso suono qualcosa, ha detto Dino no, dobbiamo iniziare, voleva farci il concerto, ragazzi. Se la suona e se la canta. Scherzo, ma è proprio così, ragazzi. È un uomo che ha dato la sua vita alla musica, ma soprattutto
per aiutare i giovani, e lo diciamo chiaramente, cioè il Dino Angelini da un palco, se avete un figlio, un nipote che è bravo a cantare, ha iniziato magari a studiare musica da poco tempo, eccetera, e volete fargli provare l'emozione di un palco, ma non un palchetto con sotto 10 persone, ragazzi, centinaia e centinaia di persone che vengono a vedere il Canta Brianza e le altre manifestazioni, addirittura anche poi la televisione, perché tutto viene ripreso da un'importante TV. Qui mi fermo. Dino Angelini, raccontaci le ultime news, perché sono così tante che io non ci arrivo, non ce la faccio, non ce la faccio. Le ultime ormai siamo già agli sgoccioli. Sabato prossimo a Virago di Lentate sul Seveso, dove ci sarà la finale del 38esimo Canta Brianza. 38 anni, va, che ho avuto una costanza mica male. E poi tra cui tu sarai ancora in giuria come l'anno scorso. C'è Sammy Varini in giuria, guarda, riprendi il volantino della finale 38esimo Canta Brianza, sabato 14 settembre ore 21, Birago, Lentate sul Seveso, posti sempre più difficili da raggiungere, devo dire. Ogni volta io non so dove sia Birago, non so, Lentate Dopo Meda. sul Seveso. Dopo Meda. Ci andiamo in monopattino, Sì. assolutamente sì. Però poi ci entri e sono paesini bellissimi. Ma io non sapevo che esistesse Birago. Sai perché? Tu sai che il comune di Lentate è di centrodestra, dove la sindaca, sai chi è? Lo vuoi dire tu? Dunque, se ben ricordo, la moglie del nostro capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, azzeccato. Si chiama Non lo so come si chiama, pretendi troppo. Ferrari, che salutiamo e ringraziamo. Quindi, cioè, tu sei riuscito con la tua bravura musicale, no, ad avere un palco, possiamo dire un palco di centrodestra a questo punto? No, si scherza, assolutamente. Ti spiego. Siccome che Lentate ha 4-5 frazioni, siamo partiti da Lentate il primo anno. L'anno scorso che c'eri anche tu a Copreno, un'altra frazione di Lentate, quest'anno... Tutti i pezzi e tutte città memorabili, Copreno, no, ma poi ci vai e cacchio, ma sono frazioni di 3.000-4.000 ma sono bellissime. Tu entri dentro, sembra di entrare in un paese che non esiste, no, ma esiste Copreno. E poi l'anno prossimo abbiamo già programmato l'ultima frazione, che è Cremnago. Anche a Cremnago, ragazzi, se non siete stati mai a Cremnago, ma dove avete vissuto fino adesso, ragazzi? Cremnago, posti bellissimi. Io ci scherzo, ma bello davvero Cremnago. E poi per chiudere, fra 2 anni chiudiamo ancora in centro Lentate e finisce la legislatura. E quando è finita la legislatura, chiaramente tocca a voi votare per il meglio, mi raccomando. Scherziamo, però a volte la buona politica è anche questa: dare spazio ai giovani, a chi fa manifestazioni con i giovani, a chi fa esprimere i giovani, come in questo caso il Canta Brianza, storica manifestazione. Siamo alla 38esima edizione, che si tiene proprio sabato 14 settembre alle 21 a Birago, Lentate sul Seveso. Presentato dal grande Fabio Taormini. Minimo. A proposito, adesso chiudendo un po' il discorso Canta Brianza, che li aspettiamo tutti lì alle ore 21 lì a Birago. Parlava prima la Kim, non so più se chiamarla Kim o Viviana, delle RSA. Anch'io quest'estate in montagna ho fatto 3 serate, 3 pomeriggi nelle RSA. No, non sto Poi scherzando. lo volevano prendere, ho detto ma resta con noi, ho detto ancora qualche anno, poi arrivo, no? Prenoto la stanza. No, scherzi a parte, perché poi quelli davvero sono così affascinati gli anziani dalla Ma bella poi anche musica, loro partecipano, si divertono come pazzi, che non ti lascerebbero più andare via. Dovrei andare almeno una volta al mese, andare su in montagna a fare un pomeriggio. Bravo. Perché poi volevo salutare tutti i miei amici lì della valle. Val d'Intelvi, Bella. dal sindaco Mario Pozzi, l'assessore Erika Nicolò, Rolando, Tonino, tutti i miei amici che c'ho su là, che aspettano che ritorno. Dopo 3 mesi lì devo dire che... Anche perché hai ravvivato la valle per tutta l'estate. Ho fatto 3 concerti. Bello.
Abbiamo fatto il concerto dei New Trolls, tributo ai Pooh, tributo a Vasco Rossi e i Divina Show. Devo dire che sto già lavorando adesso per l'anno prossimo. Vedete cosa significa fare buona musica e soprattutto una musica dove possono entrare i giovani senza aprire il portafoglio. Questo è importantissimo, ragazzi, perché non è che ti devi sganciare 500 euro per cantare sul palco, ragazzi. No. No, tra cui due che tu hai avuto ospiti, San Matì e la Valentina Cassano, che ha vinto il Cantabrianza l'anno scorso, hanno aperto il concerto di Bobby Sola ad Alzate Brianza. Vai. Perciò i ragazzi, devo dire che, e poi la cosa bella è che sono tutte riprese da Rete 55 e i ragazzi ci tengono almeno al passaggio televisivo. Infatti io per l'occasione mi faccio tutta una pettinatura nuova, eccetera, quindi mi raccomando, poi sbirciate su Rete 55, l'appuntamento in diretta sarà comunque sabato prossimo 14. Altro evento con lo Zampino lontano del Dino Angelini, però è un tuo amico che organizza e ne vogliamo parlare. È Gianfranco Mulas, io non c'entro niente. Lui non c'entra niente assolutamente, però gli artisti che sto guardando, cioè sono non puoi non parlarne, ragazzi, cioè sono artisti. Allora, Bruno Castiglia dei Bisonti, ragazzi, Santino Rocchetti, quello Divina Tu, Giuliano dei Notturni, Elisabetta Viviani, Enrico Maria Papes, mamma mia che viva l'amore, cioè Michele, Dino, Pachi, cantanti, i Nuovi Angeli, Donna Felicità, eccetera. Allora c'è questo evento al Teatro Comunale di Luino, siamo sempre nella zona di provincia di Varese, sul confine, ma è raggiungibilissimo da Milano, con il primo Festival Nazionale della Canzone Italiana, anni 60, 70, 80. Cioè, figata, ragazzi, per i grandicelli come noi, una roba del genere, fai vedere che carina, una roba del genere è quasi impossibile da perdere. 28 settembre, ore 21, Teatro Comunale di Luino. Qui lo dico, qui lo nego, ma veramente mi piacerebbe esserci anch'io. Complimenti all'organizzatore che si chiama Gianfranco Mulas. Gianfranco Mulas, mentre a presentare è Francesco Pellicini. Questi gli eventi in cartellone per chi ama la musica indipendente, ma anche la buona musica storica, che chissà mai, come mai, non viene più ripresa dalle grandi radio e viene tutto chiuso in un cassetto come se non fosse mai esistito. Non ho mai capito il motivo. Dino Angelini, l'appuntamento per sabato prossimo, importante, quindi con il Cantabrianza, ma adesso abbiamo la Viviana che ci fa sentire il suo pezzo, ragazzi. Mi sembra anche giusto, è meglio che lo presenta lei, perché io in inglese, sai. No, assolutamente, lei lo parla assolutamente bene, perché è la sua patria, d'altronde si fa chiamare Kim O'Brien, signori, da Meda, si dice così, non so. Cosa sentiamo? Cosa proponi ai nostri ascoltatori? Allora, la canzone è Bad Woman Blues di Beth Hart, è un bel blues. Che rappresenta anche la tua personalità. Sì, una canzone incazzata, infatti. Di questi tempi siamo tutti incazzati, per un motivo o per l'altro, o ci incazziamo preventivamente per quello che succederà, perché sappiamo già che sarà un autunno con chissà quali sorprese politiche e non, e quindi ci sta. Quindi ci prepariamo. Senti, diamo i tuoi contatti. Chi volesse trovarti sui social, sei su Facebook, giusto? Yes. Scrivendo Kim O con l'apostrofo Brian. Importante. Esatto. Adesso gli ho suggerito di mettere un fotone grosso con la tua immagine in modo che ti rappresenti meglio, però se sbirciate trovate già materiale eccetera, ma anche su YouTube c'è una tua cover, giusto? Yes, sì, un altro video di un'altra canzone blues, Little by Little di Susan Tedeschi. E niente, anche lì potete
deliziarvi. dovete deliziarvi, perché questi sono artisti indipendenti che si sono avvicinati alla musica per trasmettere le emozioni che provano, e il bello proprio è condividerle con voi, soprattutto perché è musica che raramente viene trasmessa dalle altre radio. Kim O'Brien, grazie per essere stata con noi, come vedi. Grazie a voi. Fai radio meglio di me, cosa vuoi di più? Ti lascio parlare, te la fai senza problemi assolutamente. Dino Angelini, grazie della musica che regali a tanti giovani e meno giovani. Grazie a te e ti aspetto al 14 a Birago per la finale del Cantabrianza, e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Alla prossima. Sempre avanti signori con la musica indipendente. Sentite che voce che c'ha Viviana. Ciao Viviana. Solo un'ultima cosa. Come no? Posso ringraziare la mia insegnante dicendo bisogna nominarla. Come si chiama? La mia super maestra Leila Tommasi. Leila Tommasi, anche lei poco italiana, però bravissima. Se volete imparare a cantare bene, Leila Tommasi a Milano. Milano, ok. Grazie Viviana. Grazie a voi. Ciao. Senti la canzone, senti canzone. Avete ascoltato Musica Indipendente.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto legge all'esame dell'Assemblea reca una serie di rilevanti disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e di investimenti di interesse strategico, nonché per garantire l'efficienza del procedimento penale e tutelare gli investimenti delle associazioni e delle società sportive. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite una serie di importanti disposizioni di cui passo a darne conto. L'articolo 1, l'introduzione di una, che ovviamente parla di un'introduzione di una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi alle società concessionarie autostradali, con periodo regolatorio in scadenza nel corso dell'anno 24. Prevede inoltre alcune modifiche normative volte a ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi. Nel corso dell'esame in sede referente sono state inserite rilevanti disposizioni riguardanti le somme dovute dalla società Autobrennero SPA in relazione alla concessione autostradale A22 Brennero Modena e accantonamenti per opere relative alla concessione medesima, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché a promuovere l'innovazione tecnologica, la sostenibilità della tratta A22 Brennero Modena, garantendo da un lato la rapida conclusione della procedura di affidamento e dall'altro l'equilibrio economico-finanziario nella fase transitoria del rapporto concessorio. L'articolo 2, anch'esso modificato in sede referente, come praticamente tutti gli articoli del DL, perché c'è stato, devo dire, un buon dibattito e anche complesso nella sua realizzazione. È stato modificato, dicevo, l'articolo in sede referente, reca disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto legge numero 35 del 2023 sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, cosiddetto ponte sullo stretto. Sono in particolare introdotte disposizioni volte a chiarire le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione, aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo, esplicitare che il costo del progetto deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente, chiarire alcuni profili relativi alla variazione di prezzi, provvedere alla quantificazione dell'importo, che la quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale sia sottoposta ad osservazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. Precisare che l'approvazione da parte del CIPES delle osservazioni richieste e prescrizioni acquisite dalla conferenza dei servizi e ritenute assentibili dal MIT e delle eventuali prescrizioni fornite all'esito della procedura VIA del progetto definitivo di altri documenti dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2024. Specificare inoltre che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiano. Nel corso in sede referente è stata inserita un'ulteriore lettera B-bis, volta a disciplinare le procedure di esproprio e i relativi indennizzi. In particolare, oltre ad autorizzare la società Stretto di Messina SPA, ovvero il contraente generale alla cessione in luogo all'esproprio, senza subentro nei rapporti passivi e nei gravami precedenti o all'esproprio, si prevedono indennità aggiuntive per la cessione volontaria
e per la cessione di immobili adibiti ad abitazione principale o locati a tale uso per le imprese. L'articolo 3, modificato in sede referente anch'esso, reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, prevedendo l'adozione e la possibilità di successive modifiche con DPCM di un piano di realizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4,1 del decreto legge 32 del 2019, nonché a quelli individuati nell'allegato 1 al decreto in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge. Si disciplinano i criteri nel rispetto dei quali è predisposto il piano di razionalizzazione, consistenti nella... Qui Parlamento. Va ora in onda Potere al Popolo. Artisti indipendenti, musica indipendente, spesso e volentieri che non esiste sugli altri canali. Noi la trasmettiamo. Lei si chiama Valentina Cassano con Ancora Confusa,
Pure lei troverete al Cantabrianza di sabato prossimo allentate sul Seveso, e nella giuria, avete sentito questa cosa, ci sarà anche il sottoscritto Sammy Varin, diciamolo. Buon pomeriggio, si ritorna a parlare dei fatti nostri, no, mica poi tanto, della cronaca, della politica e degli appuntamenti da non scordare, certamente, anche grazie, guarda un po' caso, chi abbiamo qua? Il neo segretario della Lega di Rescaldina. Rescaldina, ma chi non è stato a Rescaldina? Ma chi non è stato? Venite a Rescaldina. È ovvio che c'è su una giunta che non mi piace tanto. È meglio non venire a Però Rescaldina. venite. C'è la chiesa della Pagana dove ci sono dentro delle belle cose. È bella, dove è stata fondata più o meno Rescalda, perché lì c'è Rescalda, Ravello, Rescaldina. Cioè, capisci? Che io insomma, se non siete stati a Rescalda, te t'ho portato. Come no? Sono stato lì ad applaudire Grazie. la Lega, scusa. Non Marco Grimoldi. Grimoldi, ma la Lega in generale. Avete capito che il Marco Grimoldi, oltre a essere neosegretario della Lega, eccetera, è quello che ci dà una mano anche con gli eventi targati. Mi è arrivata una cosa qua, Sammy, mi è arrivata una cosa, non voglio metterti in imbarazzo. Cosa è successo? Mi ha appena scritto un mio carissimo amico, e eravamo colleghi al lavoro quando lavoravo, adesso sono in pensione, e mi ha mandato un messaggio. Io voglio fartelo leggere a te, perché insomma se mi riguarda, non lo so. Sì, riguarda Sammy. Scusami, questo questo è quello che ci fa i portachiavi intagliati in legno con scritto Radio Libertà, che avrete in distribuzione limitata allo Spiedo Padano, che avete sentito è stato rimandato al 29 settembre. Non c'è più questa domenica per il maltempo purtroppo, ma ci sarà il 29 settembre, ma anche la Pontida nazionale del 6 ottobre. Abbiamo deciso, oltre agli orologi di Radio Libertà che il Grimoldi si è inventato, anche di fare questi portachiavi intagliati in legno antichizzato, legno del Brasile, di Corfù, noce, quercia, non lo so, Cassano. Questo signore ha deciso, oltre di farci una quantità limitata di questi portachiavi di Radio Libertà, chiaramente i primi che arrivano se lo pigliano, anche il portachiavi da collezione con la faccia di Sammy Varin. Insomma, questo qua lo mettiamo all'asta, dai, Sammy. Mi alzo in piedi e ringrazio. Grazie. Ma chi devo ringraziare? Come si chiama? Si chiama Andrea Zambenetti. E si occupa di gadget, fa gadget. Sì, passatempo, passatempo. E poi è come se ti passa il tempo. Poi se fai il faccione di Sammy Varin nel portachiavi ti passa, e come? Grazie Andrea, grazie. Riusciamo a tirare su per la radio. Mi raccomando, i soliti 5 euro, mi raccomando. Per il portachiavi di Sammy Varin, con la faccione di Sammy Varin, si parte da 50, chiaramente. 50 euro, quotazione minima. Minima, certo. Se no me lo compro io. A 100 euro e ti faccio lo sconto del 10, dai. Esatto. Avete capito, signori, che c'è fermento proprio perché si avvicina la Pontida nazionale del 6 di ottobre. Noi saremo proprio lì con il gazebo, non è un gazebo, ma è proprio un vero e proprio stand di Radio Libertà, dove si distribuiranno i nostri gadget, conoscerete gli speaker, i giornalisti e magari anche qualche regista di Radio Libertà, perché li inviteremo e magari qualcuno di questi non ha mai fatto la bella esperienza di Pontida. Vedere un evento come quello di Pontida è una cosa che ti rimane impressa. Siccome i tuoi i registri della radio sono molto giovincelli, mi raccomando, c'è anche la Pontida Giovani. È vero, il giorno prima. E poi possono anche dormire in tenda e niente. Te la raccomando, perché dormire ma ci stanno ascoltando, guarda l'occhio del tuo regista lì. Giovani si sono fatti un fracco. Lo vedo bene, Andrea, vedi, è lì che ci sta osservando. Un fracco di figli si sono fatti in questi decenni, sì. Però sono cose simpatiche, carine. Ricordate quindi i gadget di Radio Libertà a partire dallo Spiedo del 29 di settembre, appena spostato per il maltempo, alla Pontida del 6 ottobre. Chiaramente, per aiutare la nostra radio, oltre al sito di Radio Libertà, dove potete donarci, la quotazione migliore sono i soliti
5 euro, ma ne aspettiamo anche di più attraverso un conto corrente, ma anche attraverso la posta. Si va in posta, si prende uno di quei bollettini bianchi, si scrive il conto corrente postale 37671294 e si sceglie di aiutare questa radio che è diversissima da ogni altra radio. Sì, perché una radio così non c'è. No, perché qua uno può telefonare, dire delle cose sensate, senza parolacce. Anche non sensate, Va bene, certamente, Sammy. E nessuno gli chiede nome, indirizzo, perché, cosa vuoi dire. Cioè, lui può parlare tranquillamente. Dovrei avere un po' di fogliettini della posta dentro nei miei zaini in macchina. Conti correnti postali, certo, fate la fila col marocchino, ma quando arriva il vostro turno scegliete di aiutare Radio Libertà, conto corrente postale 37671294. Ma attenzione, parliamo di appuntamenti con la Lega, dai, allora mettiamo il jingle, segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Sì, perché è bel tempo, maltempo, ma ce ne sono veramente tanti di eventi con la Lega in queste settimane e per tutta l'estate è stato così praticamente. Sì, guarda. Soprattutto in provincia di Bergamo, li facciamo i complimenti agli amici della sezione, sezione di Bergamo e provincia, perché uno via l'altro, un evento via l'altro, non si sono mai fermati. In questi giorni c'è il festone della Lega a Brugherio, siamo a 2 passi da Monza, è un festone che si è aperto già l'altra settimana e che prosegue alla grande proprio in queste sere. Tempo clemente o meno clemente, non ce ne importa assolutamente niente, quando c'è un bel tendone ci si accovaccia sotto il tendone e si fa una magnata di quelle memorabili. Chiaro che se ci seguite in diretta l'evento di questa sera è bello perché si parla anche di autonomia. Guarda qua, Lega in festa, festa provinciale, Lega Monza e Brianza, questa sera 6 settembre a Brugherio, area feste via Aldomoro. Chi arriva? Il grande governatore Attilio Fontana. Insomma, è il caso di alzare il culo dal divano e di uscire di casa questa sera. Persona semplice che potete andare a chiedere tutto e lui vi dà le risposte, come tutti quelli della Lega. Guarda. Esatto, però l'appuntamento di questa sera è bello soprattutto per capire come andrà a finire con questa autonomia. Abbiamo visto che ci sono partiti che vogliono metterci i bastoni tra le ruote, a noi che l'autonomia l'abbiamo votata tanti anni fa, l'abbiamo messa in Costituzione, veramente l'hanno messa quelli del PD in Costituzione, l'ha promulgata il Presidente della Repubblica Mattarella. Adesso qualcuno vorrebbe dire no, queste regioni non devono provare l'autonomia. Chiaramente faremo qualche cosa e per sapere cosa si sta muovendo, arrivare questa sera alla festa della Lega di Brugherio, Monza Brianza con Attilio Fontana, direi che è importante. C'è poi il collegamento con la politica di Roma, perché insieme a Attilio Fontana arriva Massimiliano Romeo. Insomma, capogruppo della Lega al Senato. E quindi che cosa intende fare la Lega sul fronte autonomia? Se questi ci mettono i bastoni tra le ruote? Punto di domanda. Bella meditazione, ma soprattutto cazzuta meditazione, perché cominciamo ad averne piene le scatole. Maltempo permettendo, dobbiamo anche ricordare l'evento di domani, sabato 7 settembre, perché c'è un festone della Lega in provincia di Varese, a Besozzo. Sì, Besozzo, vicino a Varese. Ma anche vicino a Milano, sì. Una mezz'oretta, 3/4 d'ora. Attenzione, chiaramente maltempo permettendo. Domani, sabato 7 settembre, la festa della Lega inizia alle 5 del pomeriggio, va avanti fino alla mezzanotte. Importante perché arriva Matteo Salvini. Tutti gli esponenti della Lega a livello locale, nazionale, ma anche europeo, quindi troverete gli europarlamentari della Lega, la Tovaglieri di sicuro, eccetera. Sarebbe peccato che il maltempo annullasse questa festa. Chiaramente vedete un attimino come mezzo il tempo per domani, le previsioni non sono affatto male, quindi la speranza è che si riesca a fare questo festone a Besozzo, provincia di Varese, dalle 17 alle 24 domani sabato, con chiaramente super ospiti come Matteo Salvini.
Altra festa, altro divertimento, signori. Qui siamo in provincia di Forlì Cesena. E vai, questa non la sapevi, eh? No, non lo sapevo, sinceramente. Modigliana, signori, e si comincia proprio questa sera, 6 settembre, con Chiara Bonfante e Roberto Biondi, ma soprattutto con un argomento caldo, caldissimo, che ci fa arrabbiare, la storia delle pale eoliche. Stanno cominciando a girare niente male queste pale eoliche. Alcune regioni come la Sardegna sono state scelte per produrre l'energia di tutta l'Italia, vorrebbero, e i sardi si stanno incazzando perché giustamente non si può riempire la Sardegna di pale eoliche, anche perché insomma ci sono altre situazioni quando vai in Sardegna che vai a cercare, non certo le pale eoliche. Purtroppo non solo in Sardegna questa cosa sta proliferando, insieme ai pannelli fotovoltaici si sta riempiendo l'Italia di pale eoliche anche sul mare. Certo, è così bello guardare il mare e vedere le pale che girano là in fondo. Io non lo so quanto davvero possa rendere dal punto di vista energetico, ne abbiamo parlato molte volte, il segreto è fare un mix di tutte le energie. Forse stiamo esagerando sul fronte green perché ci sono gli incentivi che arrivano, certo, l'abbiamo capito, dall'Europa. Se ne parla proprio questa sera alle 20:15, pale eoliche, insieme al sindaco di Rocca San Casciano Marco Valenti, ma ci sarà anche il sindaco della città che ospita la festa della Lega Modigliana, provincia di Forlì Cesena, Jader Dardi, e il dottor Alessandro Liverani. Se siete in zona, questa sera, ora di cena, la festa della Lega a Modigliana, Forlì Cesena. Si ripete domani, sabato 7 settembre, con il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone e con la candidata alla presidenza della regione Emilia-Romagna Elena Ugolini. Per cui mettiamo le mani avanti, perché sappiamo che ci sono importanti regioni come l'Emilia-Romagna che vanno al voto nei prossimi mesi, e facciamo il tifo. L'Emilia-Romagna era un'altra regione che voleva l'autonomia. Poi, mi sembra di ricordare, ti ricordi qualcosa? È vero. Anche un'altra regione, mi sembra giù la Campania, voleva qualcosa. E poi si sono dimenticati tutto. E hanno poi c'è, scusami, rimangiato la parola data. ma la cosa più buffa è la Sardegna. La Sardegna, sì. Dai, Che cioè, si è lamentata dell'autonomia. Dell'autonomia, già. Beh, insomma, lasciamo perdere. Insomma, sono cose che fanno meditare. Chiaramente il cittadino medio deve sapere che la Sardegna da sempre è proprio regione autonoma, e quindi che la capa eletta quasi per caso della regione Sardegna del Movimento 5 Stelle protesti perché altre regioni vogliono almeno provare, fatecela almeno provare l'autonomia. Ci sembra un cortocircuito importante. Ma Altro guarda chi evento. c'è lì, guarda chi c'è lì a questo evento. È arrivato Matteo Salvini, lo salutiamo. Ciao Matteo! No, non è qua, no, è là. No, è là, dai. Ho fatto spaventare anche i registi. A Cantù, venerdì 13 settembre, quindi non questo, il prossimo, arriva Matteo Salvini. E qui siamo a 2 passi da Milano, a 2 passi da Monza, la 2 Brianza. passi da Varese. E insomma, raggiungibilissimo da ogni parte. Festa della Lega presso il Campo Solare in via Giovanni da Cermenato, Cantù, provincia di Como. Venerdì prossimo 13 settembre arriva Matteo Salvini. È tutto finito? No signori, ce ne sono, ragazzi, di feste della Lega, e sembrano infinite stavolta. Uno dice ma adesso inizia a fare fresco, non facciamo più niente. No. Questa la sapevi te? Sì, questa l'avevo letta. L'avevo letta, seguo la tua radio. Davvero, che gentile, insomma, dai, ma grazie, ma veramente. Allora, cosa ne pensi tu del generale Vannacci? Che cosa ne penso? Non me l'hai ancora detto. Il generale Vannacci, signori, è un parere importante. Il No, neo il segretario della Lega. Lega. Vediamo. Beh, cosa dire? Il generale Vannacci è un generale che ha portato dei voti alle recenti europee e ha dato la possibilità anche della Lega di salire. Poi il solito discorso, un militante può votarlo o non votarlo. Io ad esempio lo dico, non l'ho votato. Io ho votato i militanti storici della Lega, nel mio caso, che si sono candidati tra Varese, Milano, eccetera. Certamente, ognuno quando entra. Però il Vannacci sembra in gamba, sembra... Sì.
Cioè, È secondo me... attaccato da tutti, è militare, di qua di là, e poi dopo si scoprono che certi attacchi non esistono più, sono stati archiviati e tutte queste cose qua. Signori, ascoltatelo, arriva a Sarzana, sentite che cosa dice. E Siamo poi... in provincia della Spezia, signori, proprio al confine con la Toscana, un'Europa diversa, la Liguria protagonista questa domenica 8 settembre. Vale quasi la pena di fare un weekendino fuori dalle scatole per consolarci dell'estate quasi finita. Questa domenica 8 settembre, ore 20:30, Sarzana, Piazza Luni. L'ospite d'onore è Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, ma arriva un altro pezzo grosso come Edoardo Rixi. Insomma, sì. dal MIT, ma soprattutto uno di quelli che abbiamo fatto il tifo perché potesse magari candidarsi in Liguria, e io continuo a fare il tifo perché è in gamba Edoardo Rixi, ma c'è anche la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. Insomma, una bella serata con Roberto Vannacci dopodomani domenica 8 settembre, e davvero, per chi ci segue dalla zona, direi che tutte belle serate, ragazzi, cioè andate dove siete in zona a sentire, così almeno potete portare avanti le idee della Lega. La Lega nasce e continuerà a vivere sulle piazze, sulla gente comune, su tutte queste belle cose e poi si mangia bene, ragazzi. Cioè... sempre quello anche il discorso. Lì arrivano leghisti, non leghisti, perché uno è curioso magari di conoscere il generale Vannacci e uno intanto si fa una bella mangiata. Ecco qua il volantino che fa il riassunto degli eventi targati Lega di questi giorni, tranne quello di Rovato che, come vi dicevo, è stato spostato al 29 di settembre, quindi non più questa domenica 8 settembre, ma il 29 di settembre. C'è anche la festa della Lega a Cortazzone, in provincia di Asti, del 28 di settembre. Quindi chi ci segue dal Piemonte, Cortazzone, provincia di Asti, bel festone. E poi ne abbiamo parlato precedentemente, ragazzi miei, per chi ci ascolta, il Piemonte è sacro, ma soprattutto il Monviso è sacro. Alla nascita del fiume Po abbiamo assistito tante volte il rito dell'ampolla. Leghisti storici e semplici curiosi, sabato, non questo, il prossimo, il 14 settembre, la festa del Monviso presso Pian della Regina, Crissolo, provincia di Cuneo. Autonomia, identità e democrazia. Sabato 14 settembre alle 10 ci si ritrova insieme, ci sono i big della Lega come Roberto Calderoli e Molinari, ma soprattutto poi si mangia tutti insieme, quindi è il caso di farci un pensierino serio, soprattutto pensando al passato, pensando a una Lega che è ancora tradizionale, anche se giustamente proiettata sul presente e sul futuro. Abbiamo parlato anche del pranzo con la Lega, per chi ci segue da Torino, di domenica 22 settembre, ore 13, Torino, ristorante Calaluna, Piazza Derna 238, con l'onorevole Molinari, ma anche chiaramente con i big locali della Lega. Abbiamo sentito il segretario Fabio Tassone proprio in mattinata. È la persona che dovete contattare per prenotare. Esatto, per mangiare cose buone, vabbè, fammelo vedere ancora. Insomma, antipasti di salumi, gnocchetti sardi al ragù, il maialino al forno con patate arrosto, dolce caffè. Chissà com'è quel maialino. Secondo me è buono, assolutamente. Se siete in zona Torino, pensateci seriamente. Domenica 22 settembre a pranzo con la Lega, soli 25 euro. Hanno strappato un prezzo di favore, ragazzi miei. Si parla del futuro di Torino, si parla della Lega, e anche qui subentrerà l'autonomia per capire se anche Regione Piemonte si metterà con la Regione Veneto, immagino anche con la Lombardia, contro le regioni che hanno deciso di bloccare l'autonomia, e sarà una bella guerra. Signori, ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Tra pochissimo ancora la controinformazione di Radio Libertà. Mi hanno detto qualcosa che c'è una chiamata, ho visto il telefono. Tu l'hai capito, io no, io ho sentito ma ho visto il ragazzo lì che ha visto gnocchetti, ha visto
Grazie a Lorenzo. Ha già tirato Andrea. fuori la bandierina, La vedo. bandiera, basta che non sia rossa. Pronto? Pronto, ciao Sammy, sono Antonio da Venezia, comunque Venezia. Ciao. Ciao Antonio. Sono andato in cerca qua, sulle zone di Rifredo, vicino Saluzzo, qua sulle zone delle mele, sai. Certo. E ho cercato qualcosa. Niente, volevo sapere se potevo, che un piacerino, io e il mio amico Paolo, no? Il numero di telefono ce l'avete, penso voi là, il mio. E se magari qualcuno ha bisogno di 2 braccianti agricoli per stagioni o qualcosa ma io direi, senti, lo diamo direttamente, dai tu un numero di telefono, visto che la nostra è una radio anche di famiglia e quindi chi ci ascolta e ha bisogno di braccianti agricoli può semplicemente prendere nota di questo numero e contattarvi. Dallo tu il numero, dai. Ok, scusami, lo prendo un attimo il numero. Prendilo, è importante ragazzi per darci una mano, soprattutto in questo momentaccio. No, mamma mia, aspetta, scusami, sai, ti chiedo scusa, aspetta. Oddio, aspetta, scusami, mamma mia. Lo posso lasciare, aspetta. Comunque, mamma mia. Non ce l'ha il numero di telefono, ma ce lo darà magari in regia. Tiriamo giù il cursore, magari in regia nei prossimi giorni ci arriva. Dicevo, ci fermiamo perché c'è il prossimo contatto e tra pochissimo arriva certamente il parere della ragazza del venerdì, ore 14, tra pochi minuti, Chiara Soldani. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Che spettacolo l'estate al cinema! Fino al 14 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Quest'estate, Gru è compromesso! Maxime Le Mal è evaso di prigione. Gru ha dei nuovi nemici. Intrusi! E dei nuovi alleati. Signore e signori, la nostra nuova arma segreta, i Mega Minion! Cattivissimo Me 4! Dal 21 agosto al cinema. In concorso all'81esima mostra del cinema di Venezia. C'è qualcuno che fa aggravare gli ammalati per non mandarli al fronte? Pensi che sia io l'infame? Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini. Hai capito cosa rischi? Io non li lascio, sti disperati. Fuoco! Campo di battaglia, un film di Gianni Amelio, dal 5 settembre al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Fino al 14 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Tratto dal bestseller di Colleen Hoover. Lily Bloom, quanto tempo? Con Blake Lively. Lo ami? Io amo te. Non ti ho chiesto questo. È più difficile restare. Che è successo? Mi dispiace tanto. O andare via. Te lo giuro, io mi farò aiutare. It Ends With Us. Siamo noi a dire basta. Dal 21 agosto al cinema. Batti gli occhi 2 volte se sono in pericolo. Il miliardario Slater King invita Frida sulla sua isola per una vacanza da sogno. Ma c'è qualcosa di sbagliato in questo posto. Se vuole uscirne viva, Frida dovrà scoprire la verità. Diretto da Zoe Kravitz, con Channing Tatum e Naomi Eki. Blink Twice, dal 22 agosto al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Fino al 14 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Qui Parlamento. Riduzione dei numeri dei commissari, l'individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi, del numero dei commissari, l'individuazione di eventuali numeri aggiuntivi, la revoca dei commissari nominati, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, e la nomina di nuovi commissari sulla base
di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari. L'articolo demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica da adottare entro il 31 dicembre 2025 il compito di individuare le opere relative ai progetti di realizzazione delle opere della rete TEN-T. Per la realizzazione o il completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari. Dispone inoltre che tali commissari straordinari sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI o di ANAS. Prevede la trasmissione alle Camere da parte del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture di una relazione annuale sulle attività da essi svolte. Si prevede inoltre presso il MIT dell'Osservatorio di commissariamenti infrastrutturali. In sede referente sono state infine introdotte disposizioni ampliative dei poteri del commissario straordinario per il collegamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il porto storico di Genova. L'articolo 4, modificato in sede referente, consente al Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia di conferire incarichi di livello dirigenziale generale, stipulare contratti di collaborazione e deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario, al fine di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia. Il medesimo Presidente può inoltre avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria a cui può partecipare il personale organico presso amministrazioni pubbliche. In sede referente è stato specificato che per la medesima finalità è consentito al Presidente dell'Autorità di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Viene poi previsto un contributo straordinario di 750.000 euro per il 2024 a favore della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatro di Bari. Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che riconosce un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024 a favore della Fondazione Teatri di Piacenza. L'articolo 5, modificato in sede referente, autorizza, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di materiale da costruzione, un finanziamento complessivo di 393 milioni per il periodo 2024-2034, per consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone e una spesa di 150 milioni per l'anno 24 per la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera. Nel corso dell'esame in Commissione sono stati prorogati al 3 agosto 26 e al 10 dicembre sempre del 2026 i termini per l'adozione dei decreti di esproprio, di cui la dichiarazione di pubblica utilità riguardanti il completamento dei collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone. Qui Parlamento.
Noi vi regaliamo sempre le atmosfere che non vi aspettate. In questo caso Marco Nocera, Ambient Wave, fine anni 80 con Blanco como las nubes. Ah, come ci piacerebbe, Marco, essere bianchi, puliti, come le nuvole. Tu sei vestito di bianco, sei candidato quest'oggi. Benissimo, dai. Candido. Candido. Come le nuvole, dipende anche dal momento, perché ultimamente le nuvole non sono così bianche. Sono un abbiamo po' visto grigiotte, con un tanti po' di guai caduta. del maltempo e qualche festa rimandata. Lo ripetiamo ancora una volta, lo Spiedo bresciano che doveva esserci questa domenica è stato rimandato al 29 di settembre. Controinformazione che prosegue, lo sai a quest'ora chi arriva? Arriva una gentil donzella Gentile che mica tanto, no, perché dai, questa è cazzuta, ragazzi. ma no, cazzuta no, Gentile, dai, sì, però sa dove picchiare, esatto, nel senso esatto. positivo, però. Sa cosa mettere E sul sa cosa tavolo, dire. la trovate su leggifuoco.it, in versione cartacea si chiama Fuoco, con noi Chiara Soldani. Ciao Chiara. Ciao Sammy, un saluto anche al tuo super ospite e a tutti i nostri ascoltatori. Super ospite, grazie. Super ospite, solo perché ha portato da mangiare, super ospite, assolutamente Però sì. quando non ci sono io bisogna recuperare quando poi sarò a Bellelio 41 con gli omaggi gastronomici. Brava. Certo. Chiamate Marco Grimoldi, lui arriva con le brioche. Con le brioche, e poi scusa, perdonami, anche con l'ora giusta, l'orologio di Radio Libertà, che adesso fa bella posa proprio lì in redazione. Ragazzi, c'è Beppe che si è innamorato del tuo si è innamorato orologio di Radio l'orologio. Libertà. È un'idea Fuori tra me. i soldi, lo vuoi? Paga. Argent, dinero, money. Lo diamo anche a voi ascoltatori, chiaramente, se ci venite a trovare allo stand di Radio Libertà a Pontida in ottobre, ma anche il 29 di settembre allo Spiedo Padano appena rimandato. Diamo il microfono a Chiara Soldani, perché lei oggi mi sa che vuole ricordare Ilaria Salis, che purtroppo prima o poi tornerà dalle vacanze, e quando torna mi sa che ha qualcosa in serbo per tutti noi. Vuole parlare di un virologo molto famoso che abbisogna sempre più, ma anche noi del resto, di uno psicologo, e poi le censure verde oro e l'intelligenza artificiale che pare voglia sostituire gli insegnanti, ma tra poco anche noi speaker, vedrai. Diamo la parola a Chiara Soldani. Ti ringrazio Sammy, sì, oggi andiamo veramente con il turbo e devo dire che faremo un po' un riassunto di quelle che sono come sempre le notizie principali, quelle che ci hanno fatto maggiormente arrabbiare, tanto per cambiare, visto che qui diciamo che il venerdì in questa fascia oraria ci arrabbiamo sempre parecchio. Ilaria Salis che torna con le sue assurde proposte che per fortuna insomma trovano anche un bel fraseggio con Silvia Sardone che insomma rimette un po' l'equilibrio e l'ordine rispetto al caos che va a creare, soprattutto lanciando dei messaggi molto pericolosi nei confronti dei più giovani. Allora, sappiamo benissimo, la cronaca quotidianamente ci restituisce dei drammi, anche nelle ultime ore, negli ultimi giorni, di violenza, soprattutto da parte dei più giovani, e ragazzini anche, diciamo, insospettabili. Il caso di Paderno Lugnano chiaramente è emblematico. Quindi direi che a maggior ragione far leva su queste comunicazioni dove si invita ad abolire il carcere minorile, dove bisogna anche lanciare dei messaggi in cui tutto sommato poi verrai perdonato, tutto è impunito, direi che sia totalmente inopportuno. E qui, Sammy, non ne facciamo un discorso politico, ma prima ancora un discorso di buonsenso. Cosa ha proposto la Salis? C'è stata settimana scorsa, comunque ci sono stati diversi episodi di rappresaglie, diciamo così, di proteste, soprattutto la rivolta al Cesare Beccaria di Milano, abbiamo appunto visto quanto accaduto e giustamente Ilaria Salis prima delle sue lunghe e nutrite vacanze ha ben pensato di fare un tour appunto per le carceri italiane. Cosa succede? Le sue proposte sono sempre, oserei dire, folli e comunque totalmente sgrammaticate rispetto a quello che dicevamo prima dovrebbe essere il buonsenso imperante.
La sua proposta è stata quella di chiudere il Beccaria e abolire tutte le carceri minorili. C'è carenza di mediatori culturali, le strutture sono fatiscenti, c'è una mancanza di adeguati programmi per il reinserimento e poi fa sempre leva sul discorso della violenza presunta, evidentemente, degli agenti nei confronti appunto dei detenuti. Silvia Sardone, come dicevo, replica prontamente dicendo non ci sarà nessuna svuota carceri, niente amnistie e soprattutto basta con queste proposte geniali che chiaramente insomma non lanciano dei messaggi positivi. Molto pericoloso anche l'uso che la Salis fa dei social, perché con questi messaggi che manda evidentemente può anche far leva su menti un po' più malleabili e quindi insomma direi che queste proposte non possono essere minimamente prese in considerazione. Tra l'altro ricordiamo che insomma i ragazzi detenuti non è che abbiano rubato delle caramelle ad una sagra di paese, un fatto che comunque dovrebbe essere certo condannato, ma insomma stiamo parlando di ragazzi che arrivano anche ad uccidere i genitori e i fratelli, quindi insomma riportiamo un attimo ordine in tutto questo marasma, ma del resto insomma è la rappresentazione plastica, la Salis dell'estrema sinistra. Altro argomento, torniamo a parlare delle Virostar. Non sentivamo parlare da un bel po' di Fabrizio Pregliasco, devo dire, era un po' caduto così nel dimenticatoio. Tra l'altro c'è stato un episodio anche abbastanza increscioso a Barletta durante una sorta di conferenza, ha ovviamente parlato di Covid-19 che è stato un po' il suo cavallo di battaglia e un presente insomma gli ha lanciato un sasso proprio quando ha iniziato a parlare dei casi in aumento. Ovviamente condanniamo il gesto perché la violenza non può essere mai giustificata. Però insomma c'è un'esasperazione anche perché l'autunno si avvicina, si comincia nuovamente a parlare di varianti, di fuoco di Sant'Antonio, anche Bassetti invita a vaccinarsi tanto per cambiare per il fuoco di Sant'Antonio e poi già si vocifera qualcosa sulla variante KP3, quindi insomma staremo a vedere l'evoluzione. Pregliasco dice di essere terrorizzato dai Novax e addirittura ovviamente anche dai contagi, quindi niente metropolitana, niente mezzi pubblici, però sostiene di essere molto popolare, infatti dice che venga fermato per strada per chiedergli selfie. Ora noi vorremmo conoscere costoro che hanno tanto coraggio per chiedere dei selfie a Pregliasco, comunque di gustibus, e quindi lasciamo perdere insomma anche queste note di colore da parte di Fabrizio Pregliasco. Censure, argomenti un po' più di costrutto interessanti. Cosa sta succedendo in Brasile? È stato oscurato X, ovvero l'ex Twitter, insomma il social di Elon Musk, che sostiene appunto che in Brasile Lula stia completamente annullando la democrazia. La destra parla giustamente di una censura dittatoriale. Cosa succede? In sintesi, la Corte Suprema brasiliana ha oscurato il social sostenendo che ci fossero dei profili fake dediti insomma a diffondere fake news. Lo sappiamo benissimo anche per quanto accaduto sul fronte Covid, che puntualmente verità scomode venivano oscurate o bannate. La decisione del giudice Alexander de Moraes che chiedeva appunto a Musk insomma un intervento diretto. Musk non ha voluto dar seguito a questo dibattito, diciamo così, a questo contenzioso, e quindi dice nel Brasile di Lula sta succedendo praticamente di tutto, infrange le leggi del paese e Moraes è un dittatore e un impostore. Tra l'altro ricordiamo che X è la principale fonte di approvvigionamento di notizie per quanto riguarda il Brasile. E in estrema sintesi e in chiusura del nostro intervento, in Inghilterra c'è il primo esperimento di scuola dove vengono aboliti i docenti, la prima classe ha tutta intelligenza artificiale. Questo accade al David Game College dove sono stati aboliti appunto gli insegnanti. Si parla di una fascia di età tra i 14 e i 16 anni, praticamente si sostiene insomma che l'intelligenza artificiale sia più performante rispetto agli uomini, ma a noi sorge questa riflessione: quanto si stia disumanizzando anche la scuola e soprattutto insomma quanto l'intelligenza artificiale stia soppiantando l'apporto umano e l'interazione che è assolutamente imprescindibile. Questo secondo me può essere una fonte anche di riflessione per tutti noi, anche perché per esempio il killer che ha ucciso Sharon parlava appunto di questo rapporto morboso con l'intelligenza artificiale, con questo mondo parallelo. Quindi insomma tanta attenzione, ci dissociamo sinceramente da questa deriva estrema del mondo moderno.
E noi naturalmente non possiamo che essere d'accordo, ci fa sempre più paura questa intelligenza artificiale, anche se in alcuni campi sarà davvero utile. Questa è la settimana secondo Chiara Soldani, che trovate facilmente sul sito internet leggifuoco.it, ma anche sulla versione cartacea del giornale su cui scrive, che si chiama Fuoco. Cara Chiara, certamente ci ritroviamo qua in Bellerio quando vuoi, siamo a disposizione e soprattutto ci sono le cose Sì, da avvisami mangiare. Chiara, quando arrivi Cibo. sarò presente anch'io, Chiara, va bene. Grazie. Grazie. Non mancherò. Grazie, Va bene, Marco. grazie. Ciao a Chiara Arrivederci. Soldani, Soldani. alla prossima. Un saluto a tutti. Alla Alla prossima prossima, settimana. Ciao. E ci sono i bacchettoni, ce li abbiamo già i bacchettoni. Caro Marco, noi non arriviamo Abbiamo al i fine settimana bacchettoni. se non ci colleghiamo ogni settimana con i bacchettoni. E il sito non è bacchettoni.it, assolutamente no, dovete scrivere qualcosa di molto più serio. Informazionecattolica.it e vi si apre un mondo di controinformazione importante. Comunque la pensiate, bisogna passare anche da loro per capire meglio la realtà. Abbiamo con noi Pietro Licciardi. Buongiorno Pietro. Ciao Pietro. Bacchettoni ci sono e lottano insieme a voi. È un onore avervi al nostro fianco per fare un'informazione più giusta e poi che siate voi ascoltatori a decidere quanto è più giusta, quanto è meno giusta, ma è giusto ascoltarla. Pietro Licciardi, a te la linea, da dove partiamo? Allora, partiamo dall'intervista che abbiamo fatto al dottor Raffaele Cerbini, che è responsabile regionale del Dipartimento Sanità di Fratelli d'Italia per l'Umbria e ha anche formazione manageriale in sanità pubblica, organizzazione e gestione sanitaria. Quindi è una persona preparata. Lo abbiamo interpellato in merito ai tagli alla sanità che, secondo la sinistra, starebbe operando il governo Meloni. Quello della privatizzazione della sanità è uno dei cavalli di battaglia di una sinistra che ormai è a corto di argomenti e di idee. E infatti Cerbini, tra l'altro, ricorda che l'attuale governo ha portato a più di 135 miliardi per il 2025 lo stanziamento per la sanità, contro i 125 miliardi stanziati per lo stesso anno da Draghi e compagni. Ma attenzione, la sinistra ha stanziato quei soldi quando l'inflazione era all'8,7%, poi scesa al 5,8%, mentre l'Istat e Eurostat prevedono al momento un assestamento all'1,2% dell'inflazione. Quindi i soldi del centrodestra per la sanità pesano oggi molto di più. Inoltre il governo Meloni è anche quello, dice ancora Cerbini, che ha cominciato a fare qualcosa, diversamente da piagnistei della sinistra, per ridurre le liste di attesa per le prestazioni mediche. Insomma, leggete l'articolo e non credete alle bugie di lor signori. Invece David Romano ci parla degli abusi sui minori nelle chiese protestanti. Sì, perché qui da noi sembra che i pedofili si annidino solo nella Chiesa cattolica, mentre si glissa e si tace sugli abusi molto, ma molto più numerosi che avvengono in ogni laico ambito, dalle scuole alle palestre agli istituti per minori. Ma si dà il caso che gli scandali emersi in ambito protestante negli ultimi anni siano di una gravità sconcertante. Si parla di 9.000 minori abusati in Germania dal 1946 ad oggi, mentre nella Chiesa anglicana dell'Australia, dal 1980 al 2015, oltre 1.100 membri della Chiesa sono stati accusati di abusi sessuali su minori. Non se la passano meglio le chiese protestanti americane. Del resto, in una società sempre più sessualizzata e che ha subito il collasso morale del 68, come ha lucidamente detto Benedetto XVI, Papa Ratzinger, non potrebbe essere diversamente. Ricordiamo che le chiese protestanti hanno per lo più accettato in pieno la deriva amorale contemporanea, arrivando, come gli anglicani, a ordinare vescovesse lesbiche. Nella Chiesa cattolica, al contrario, ancora si cerca di resistere e combattere il fenomeno, a dispetto di certe improvvide benedizioni avvallate da un certo Papa.
Sempre David Romano ricorda con rimpianto il giornalismo di una volta, quando, come diceva Enzo Biagi, le parole erano pietre e dietro ogni articolo c'era una vita spesa a cercare la verità e c'era la responsabilità del giornalista, consapevole che uccide più la parola che la spada. Oggi, al contrario, la notizia è merce da vendere al miglior offerente, l'errore è la norma e la bufala anche, senza troppo rispetto per la verità. Ricordare i tempi andati, conclude Romano, non vuole essere un esercizio di retorica e nostalgia, ma un invito a ritrovare quello spirito e quella passione. Detto questo, cari ascoltatori, leggete con fiducia Informazione Cattolica, che quella passione ce la mette ancora tutta. Adesso parliamo di ambiente e degli affari che si fanno con il pretesto della riduzione della CO2, in particolare dei crediti di carbonio. Cosa sono? Ve lo spieghiamo. Avete un'azienda che riversa un sacco di CO2 nell'aria? Ebbene, continuate pure a farlo, purché compriate un'equivalente quantità di crediti. 8 tonnellate di anidride carbonica rilasciata nell'aria, $8. Naturalmente c'è chi questi crediti, diciamo così, li produce con progetti ambientalisti, come preservare le foreste. Ma si dà il caso che qualcuno come il Wall Street Journal si sia accorto che i crediti di carbonio non sono un buon affare, anzi si tratta, secondo loro, quasi di una truffa. Ma non la faccio troppo lunga, invito a leggere l'articolo che è stato pubblicato mercoledì. Un accenno adesso alla guerra in Israele, dove si è svolto un imponente sciopero generale per spingere il governo a trattare per la liberazione degli ostaggi, che sono ancora nelle mani di Hamas. Ne ha parlato il rabbino Jeremy Milgrom all'agenzia Asia News, dicendo anche che purtroppo le proteste sono rivolte contro il primo ministro Netanyahu, ma non contro la prosecuzione della guerra. Di Olga Serina invece un articolo sulla farsa pandemica e il conseguente disastro sanitario, un efficace e accurato riassunto delle porcate di cui si sono resi responsabili medici, politici al governo, ministri, ogni accenno a speranza non è volutamente casuale, e semplici cittadini che per paura o servilismo hanno contribuito alla tragedia pandemica, di cui oggi, non senza difficoltà, grazie a commissioni d'inchiesta, studi e ammissioni dei responsabili, si comincia a intravedere i contorni. Un articolo del dottor Andrea Bartelloni commenta la notizia del 15 agosto data dalla TV svizzera su quello che viene presentato come l'unico ospedale ad adottare terapie con sostanze psichedeliche, droghe. Ebbene, sentito il parere di autorevoli terapeuti, la conclusione è che le droghe non curano e fanno male, ma l'insistenza sul concetto che la droga fa bene e cura serve solo a convincere che la droga deve essere legalizzata. Anche di questo articolo consiglio la lettura. Chiudo la rassegna con un articolo della redazione sulla shrinkflation, fenomeno che si sta diffondendo nei supermercati, a quanto pare, dopo le sanzioni alla Russia, che hanno fatto salire il costo delle materie prime e aumentare l'inflazione. Di cosa si tratta? Si tratta del rimpicciolimento delle confezioni degli alimenti, mantenendo costante il prezzo per noi consumatori. E questo si traduce talvolta in un aumento anche del 200%. Per difenderci dobbiamo fare ancora più attenzione dunque a quello che si compra e leggere qual è il prezzo al litro e al chilo del prodotto, piuttosto di quello al dettaglio, per valutare se conviene veramente o meno. Voglio concludere con una pubblicità progresso. Allora, cari amici, su Amazon è uscito il primo volume della trilogia delle verità scomode, questo è il titolo, di Informazione Cattolica, dedicato ai temi di etica e bioetica, questo primo volume. Se vi è piaciuto il libro di Vannacci, non vi dovete perdere questa trilogia delle verità scomode, perché noi è dal 2020 che le andiamo dicendo e talvolta condite con molto più pepe di quello usato dal generale. Del resto, se seguite questa nostra rassegna stampa, ne avete un assaggio. Dunque, trilogia delle verità scomode su Amazon Libri,
€13,52. Con questo, caro Sammy, è tutto. E come no, e non è tutto, c'è da cercare su Amazon la trilogia delle verità scomode, avete sentito? E voi ascoltatori mega gomblottisti che cercate diverse realtà, non potete toppare questa trilogia delle verità scomode, sicuramente vi risveglierà ulteriori pensieri. Grazie davvero agli amici di informazionecattolica.it, Pietro Licciardi. Buon weekend, Pietro. Grazie Sammy, anche se noi non siamo complottisti ma attenti osservatori della realtà. Bravo, è vero, assolutamente sì. Buon lavoro e saluti alla redazione. Grazie Pietro. Grazie anche a voi. Ciao Pietro, e ci fermiamo per qualche minuto ringraziando il nostro Marco Grimoldi che oggi ci è venuto a trovare. Neo segretario della sezione Rescaldina. Andate tutti a Rescaldina, vi aspetto. Rescaldina e noleggiate Marco Grimoldi che vi fa da cicerone. No? Certamente, guardate, cioè, ci sono delle iniziative. In fretta, non è una metropoli, Rescaldina. Poi, scusate, il martedì nella nostra sede in Villa Rusconi la Lega si riunisce. Bravo, questa è una notizia importante perché giustamente per parlare di territorio, se non c'è la Lega, certo, chi c'è? Alle ore 21. Ore 21, grazie al Marco Grimoldi, grazie a voi, ma restate lì perché tra pochissimo ci colleghiamo con un altro collega, con Giuseppe Brienza, per parlare di musica. Alla prossima! Ciao a tutti! Qui Parlamento. Sono stati poi introdotte disposizioni che prevedono, sono 7 disposizioni, le elenco una dietro l'altra: il commissariamento per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale del porto di Tremestieri a Messina, la possibilità per il personale dipendente a tempo indeterminato del MIT di fruire dell'aspettativa per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali, un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 per il completamento delle opere, il consolidamento delle sponde e il recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, un'autorizzazione di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione del polo di alta formazione coreutica dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, misure volte, un ulteriore punto, siamo al punto 5, misura volta ad assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma, denominato Nuovo Ponte Nord, provvedendo in particolare l'assegnazione al Comune di Parma di 6 milioni di euro, 2 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026. Un ulteriore punto è un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per il completamento dell'intervento Regione Liguria Begato nell'ambito del programma innovativo nazionale della qualità dell'abitare. Settimo ultimo punto, la proroga al 31 dicembre 2025 del termine fino al quale è previsto. Qui Parlamento. Amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto, un ben ritrovati cari amiche, cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, voglio ricordarvi che noi siamo chiusi nel mese di agosto dal 5 al 25, ma aperti i vostri ordini, quindi noi prepareremo tutto per la consegna di settembre. Ma a settembre avremo disponibilità, perché molti, ahimè, non ce l'hanno fatta, è un prodotto particolare del nostro collagene, l'ACEUC2, il collagene non denaturato di tipo 2, un qualcosa di straordinario. Di cosa stiamo parlando? Non parliamo di un antidolorifico che tu prendi alle 5 e poi stai bene fino alle 8 e alle 8 è finita, la festa è finita, ma parliamo del collagene, ma un collagene standardizzato di tipo 2, con la presenza di boswellia titolata al 65% di frassino di vitamina B1, B6, vitamina C, vitamina D3, insomma,
Molti lo conoscono, la grande offerta di ricevere il nostro ACOC2, il nostro collagene, anziché 3 confezioni, che è il trattamento consigliato dagli ortopedici, a 120 euro, 79 euro. Trattamento di 3 mesi contro tutti i dolori articolari e artrosici. C'è poco da fare. Dopo i 40 anni noi produciamo sempre meno collagene, di collagene ce ne tantissimi tipi, questo è qua quello più importante, la CUC2, ed è quello veramente che ci sta dando e vi sta dando tante soddisfazioni. Una capsula al giorno. La costanza è importante, parliamo di prodotti naturali, di integrazione, il collagene quando è finito tu puoi essere il più bravo sportivo del mondo, il più ricco del mondo, ma quando è finito, basta. Dovete introdurlo con un'integrazione. Il collagene ACOC2, noi siamo disponibili siamo distributori per tutta l'Europa, chiamando questo numero 030 68 44 08 030 68 44 08. Prenotatelo adesso per fine settembre, poi ottobre, novembre, dicembre, i 3 mesi principali. Avere il collagene è importante perché arriva comunque alle basse temperature. 79 euro anziché 120, direttamente a casa vostra, consegna gratuita in tutta Italia. Buona estate, prenotate il collagene, usatelo tutti i giorni, una capsula, e starete decisamente meglio. Buona estate a voi e alle vostre famiglie. Chiamate quando volete. E lo so che voi ascoltate Radio Libertà, ma vi sarà capitato almeno una volta nella vita di girare su Radio Maria e di ascoltare questo pezzo di Roberto Bignoli, signori, la ballata per Maria, la sigla ufficiale di Radio Maria, e un pezzo bellissimo che ci porta a scoprire un cantautore cristiano conosciutissimo, ma per molti appunto soltanto una voce. Cerchiamo di saperne di più e io oggi ringrazio il collega Giuseppe Brienza con noi. Ciao Giuseppe! Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori. E ti ringrazio per portarci la moglie del cantautore cristiano Roberto Bignoli,
scomparso prematuramente a 61 anni nel 2018, l'avremo tra pochissimo, uno dei volti più noti e amati tra i cantautori della musica cristiana, ripeto, conosciutissimo nell'ambiente, ma da fuori è una canzone che abbiamo sentito migliaia di volte in apertura delle trasmissioni di Radio Maria, ma magari qualcuno si chiedeva chi fosse. Intanto Giuseppe, do a te la parola per dare... lo stiamo recuperando in Skype in questo momento, perché davvero questa è controinformazione, cioè in pochissimi hanno avuto la possibilità di saperne di più su questo, lo ripeto, Roberto Bignoli, perché è rimasto sempre nell'agone della musica cattolica, cristiana, e non è uscito più di tanto sui media, quelli importanti, escludendo naturalmente l'importantissima, devo dire, Radio Maria, che effettivamente è un'istituzione ormai storica. Stiamo recuperando i nostri ospiti, se non li troviamo via Skype, tranquillamente li possiamo trovare in telefonica o tramite WhatsApp, ma il bello, ripeto, è proprio saperne di più. Abbiamo Giuseppe Brienza, ci sei Giuseppe? Sì, c'ero anche prima. Eccolo, ti abbiamo recuperato. Abbiamo anche la signora Paola Maschio Bignoli, ce l'abbiamo. Buongiorno Paola. Ciao Sammy, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. È un onore bellissimo e do subito la parola a voi perché vogliamo saperne di più. Abbiamo già ascoltatori che ci scrivono via WhatsApp perché hanno riconosciuto la voce di Roberto Bignoli con, ripeto, il pezzo Ballata per Maria. Giuseppe Brienza, a te la linea. Sì, grazie Sammy. Roberto Bignoli è nato a Novara nel 1956 e, come hai detto tu, è scomparso a soli 61 anni il 13 marzo del 2018 nell'ospedale di Garbagnate milanesi. È uno dei più noti e amati cantautori italiani di musica cristiana e questa musica, come abbiamo detto tante volte, è molto apprezzata soprattutto negli Stati Uniti, da noi un pochino meno. Ad esempio Roberto Bignoli ha vinto 5 premi di una delle associazioni più importanti che promuove la musica cristiana, che si chiama la United Catholic Music and Video Association, UCMVA. Ha vinto 5 Unity Awards, che sono premi per il miglior artista dell'anno, per la miglior canzone. 2 gli sono stati conferiti nel 2001 proprio nella capitale, a Washington, per il miglior artista dell'anno e per la miglior canzone. Il terzo premio lo ha vinto nel 2005, che è stato consegnato in Minnesota dall'UCMVA per la miglior canzone internazionale, nel 2007 a Phoenix in Arizona, e poi gli ultimi 2 premi vinti recentemente per il miglior artista e per la miglior canzone internazionale dell'anno, recentemente, diciamo chiaramente nel 2007. Avrebbe dovuto compiere 68 anni in questo dicembre, e Paola Maschio, che è la moglie, ci parlerà un po' di lui. E per diversi anni Paola ha curato un portale che si chiama Inform Music, dedicato alla musica cristiana, e con lei, che dopo di essere diventata vedova, insomma, si è data da fare, svolge attualmente la professione di agente immobiliare a Milano e in provincia. Con lei comunque vogliamo un pochino ripercorrere in pochi minuti la storia e la carriera musicale di Roberto Bignoli, e comincio a farti dire, Paola, un po' le difficoltà che Roberto da giovane ha vissuto, perché non è stato sempre un uomo di fede, un uomo, diciamo, stabile, in pace, anzi tutt'altro. Da 18 anni in poi ha vissuto proprio una vita libertaria, vagabonda, un vivere di espedienti che lo ha portato anche in carcere. Ma ti do subito la parola, Paolo. Sì, allora Roberto nasce nel 56 nella campagna novarese, nasce a Novara, ma i genitori sono della provincia. Nasce da ragazza madre, la mamma aveva 16 anni, e dopo qualche tempo si sposa con Mario Bignoli, che riconosce Roberto come figlio e con il quale avrà altri 5 figli.
Roberto all'età di 1 anno si ammala, ha una forte febbre e viene diagnosticata la poliomelite. Questa malattia e la situazione precaria familiare fa sì che Roberto viene allontanato dalla famiglia, portato nei collegi del Dognocchi e vive la sua infanzia fra il collegio e l'ospedale per i vari interventi che ha dovuto subire. A 14 anni, 13-14 anni, viene indirizzato in un centro giovanile a Milano per portare avanti gli studi, quindi fare la scuola secondaria, e quindi viene indirizzato a ragioneria. Ma in quel periodo lui a Milano conosce dei giovani che lo affascinano perché hanno una vita sregolata, senza dei valori, diciamo, quelli propri dell'educazione, quindi si fa uso di stupefacenti, vita libera, amore libero, e quindi lui comincia a frequentare questi giovani, a girare con loro, a condividere questo tipo di vita, anche andando in giro col sacco a pelo e facendo un po' quello che era la Beat Generation e Figli dei Fiori. A un certo punto però viene preso con della droga e quindi viene recluso nel carcere di San Vittore, dove resterà per 24 giorni. I suoi giorni in carcere lui li vive abbastanza tranquillamente, perché comunque si sentiva a suo agio, perché per lui era come essere in collegio, non vedeva tanta differenza, e aveva avuto anche dei rapporti buoni con gli altri carcerati, con le guardie, quindi viveva questa situazione in modo molto tranquillo. Il problema invece lo trovò nel momento in cui uscì dal carcere, perché dopo 24 giorni fu emanata la legge che si poteva usare la droga d'uso personale, e quindi lui esce, gli si aprono le porte del carcere e vive il vero dramma, l'emarginazione, perde molti amici, la gente non gli dà più fiducia e quindi si ritrova per strada a dover vivere e fare il possibile per poter sopravvivere in quella situazione dove veramente vedeva tutte le porte chiuse. A un certo punto incontra delle persone di Varese che si affezionano a lui e gli propongono di trasferirsi da Milano a Varese, gli cercano una casa e gli trovano un posto presso il comune. Quindi lui comincia ad avere una vita un pochino più tranquilla, più sicura, avere un tetto dove dormire, ma dentro di lui c'è una grande rabbia nei confronti della società, una grande rabbia nei confronti di tutto quello che erano le istituzioni, e quindi decide di affiancarsi politicamente a quelli che sono i centri della sinistra extraparlamentare. Quindi comincia a fare, diciamo, questa associazione di idee violente. A casa sua si fanno le bombe Molotov, si pianificano gli espropri proletari e lui è in piena guerriglia e in prima linea in questa cosa. Se non che tutta questa violenza, tutta questa rabbia lo mandano in crisi. E quindi comincia ad attraversare un periodo in cui si rende conto che non è attraverso la violenza, attraverso la rabbia, attraverso il fare del male che si può riscattare quelle che sono le ferite di un'infanzia, di una gioventù comunque che gli aveva creato comunque delle difficoltà. E gli ritorna in mente la sua passione per la musica. Lui fin da piccolo aveva cominciato a crearsi degli strumenti in collegio con alcuni, avevano una piccola band, e quindi ritorna un po' sui passi della musica e comincia a comporre le prime canzoni, inizialmente politiche, poi ballate d'amore, canzoni tipo leggende, e quindi comincia a fare i primi passi nel mondo dello spettacolo, della musica leggera. Comincia a frequentare i primi concorsi, i primi festival, ha un grande consenso, quindi gli pare che le strade si aprano,
comincia a fare da spalla ad alcuni big della musica leggera italiana, a conoscerli, a frequentarli, inizia ad avere contatti con i discografici, con gli impresari, insomma sembra che tutto vada bene fino a che non gli arriva la grande lancia nel cuore. Cioè gli dicono che purtroppo per la sua disabilità la sua immagine non sarà mai da palchi e che quindi è inutile che vada avanti in questo percorso. Per lui una grande sofferenza, però credeva molto, ecco, dentro di lui c'era questo spirito di vita, di voler vivere molto forte, quindi decide di lasciare l'Italia e di trasferirsi in Francia, a Parigi, e quindi cominciare a lavorare lì e vedere se questo successo che lui desiderava con tutte le forze si potesse raggiungere. E così comincia a Parigi a lavorare nelle discoteche, al comune, fa galà, ricevimenti, va su tutte le televisioni francesi e comincia a avere quel successo che tanto desiderava. Ma all'improvvisamente una fortissima otite lo colpisce e quindi lo mette in difficoltà a cantare, ma soprattutto sono altissime le spese mediche. Quindi suo malgrado decide di ritornare in Italia e torna in Italia distrutto perché gli pare che tutto vada male dopo un successo che ormai era quasi vicino, eccetera, e disperato entra in una piccola chiesa di Varese, perché lui abitava a Varese, e accende un cero alla Madonna chiedendo sempre questo desiderio di fare successo. E in quel momento arrivano dei giovani che lo incontrano e gli dicono Gesù ti ama. Per lui, che era stato nei collegi del Dognocchi eccetera, la fede diciamo era una cosa che aveva masticato, ma sentirsi dire in maniera così diretta Gesù ti ama e null'altro l'aveva sconvolto abbastanza. Però giustamente, come tutti i percorsi, ci vuole del tempo perché le cose maturino. Quindi a questo punto lui si avvicina di nuovo a questi giovani e gli propongono un viaggio, un pellegrinaggio nella ex Jugoslavia, in Bosnia e Erzegovina, a Medjugorje. Lui non sapeva nulla, si documenta, si informa, guarda tutto quello che c'era possibile e si incuriosisce tantissimo di questo luogo, è curioso soprattutto. E quindi si sente spinto a partire con loro e ad agosto del 1984 partono per Medjugorje. Come Roberto arriva a Medjugorje rimane colpito perché gli pare di tornare in quello che era i luoghi della sua infanzia, campagna, contadini, campi di tabacco e viti, quindi gli pare di essere rientrato un po' in quello che era il suo habitat nativo e rimane colpito dalla semplicità e dall'umiltà di queste persone e a un certo punto gli viene offerta la possibilità di assistere all'apparizione e in quel momento lui non chiede la guarigione fisica perché per lui non era un problema il suo handicap, ma chiede la guarigione di un cuore di pietra. Lui aveva capito che il suo cuore era duro, era fatto veramente di pietra e voleva un cuore di carne per essere capace di amare e di donare il bene dopo tanto male fatto. Chiaramente il suo rientro da questo pellegrinaggio non è stato il passaggio così semplice, ha dovuto comunque rinnovare dentro di sé un sacco di problematiche che aveva e quindi poi ha cominciato a capire che l'idea di cambiare vita e quindi abbandonare quello che era stato il passato era diventata la sua, diciamo, la sua gioia, quindi ebbe il coraggio di dire a tutti di pazzie ne ho fatte tante nella vita, ma quella di credere in Dio forse è la
più bella pazzia che abbia mai avuto nella mia vita. E così ha cominciato a cantare e a portare la sua testimonianza in tutta Italia e poi anche all'estero, proprio con lo scopo di non essere quello che ti obbliga a un cambio di vita, ma quello che dice: guarda, io ne ho fatte così tante nella mia vita e veramente ho trovato quella pace e quell'amore nella fede. Ecco, la mia proposta è quella di dirti: guarda la tua vita e scopri cosa c'è di bello e di valido, perché tu possa cambiare, perché tu possa trovare un modo per essere in pace con te stesso e con gli altri. Senti Paolo, allora, dopo questo viaggio lui ha scritto le prime canzoni, il primo album, Canzone per Maria, no? Che esce nel 1987. Ma abbiamo sentito all'inizio di questo collegamento la canzone Ballata per Maria, che è del terzo album Porta Cristo. Ecco, ci puoi dire in breve come nacque questa canzone di grande successo, perché è la sigla mondiale dell'emittente cattolica, appunto, Radio Maria. Sì, allora Ballata per Maria nasce dopo parecchi pellegrinaggi che Roberto ha fatto a Medjugorje e nasce proprio con il desiderio di ringraziare la Madonna e di dedicarle proprio un canto dove descrive alcuni momenti forti vissuti a Medjugorje. Fa parte appunto dell'album Porta Cristo, uno dei suoi tanti album di preghiere e canzoni per la Madonna, ma lui nella sua vita scrive anche tante altre canzoni, anche improntate sul sociale e su quelle che sono i drammi e le sofferenze dell'uomo. E quindi nel suo essere, diciamo, artista, cantautore, lui dà proprio fondo a quella che è un po' la sua biografia e quello che sono i scenari del mondo e le tristezze che si incontrano veramente quando ci sono dei veri drammi, ecco. Quindi Canzone per Maria è stato proprio quel lancio in cui lui si è sentito in dovere di ringraziare la Madonna ed è stato scelto questo brano all'insaputa di Roberto. Lo seppe molto dopo attraverso degli amici che gli dissero: tutte le mattine ci svegli alle 7 con le tue canzoni. E poi venne fuori appunto che padre Livio Fanzaga aveva fatto un concorso per trovare la sigla di Radio Maria, ma non era riuscito a trovare una canzone. E la stessa Veggente Visca gli disse: se vuoi una canzone per la radio devi prenderla da Roberto Bignoli. Questa è la storia molto breve di Ballata per Maria, che effettivamente da allora è sempre stata la sigla e tutt'oggi lo è. È stata anche fatta in spagnolo, quindi per Radio Panama, e quindi anche nell'America Latina Ballata per Maria è Ballada por Maria. Ecco, allora, diciamo, alcune canzoni di Roberto sono anche dedicate a temi sociali, anche legati al suo vissuto, no, personale. Tu hai detto la sua disabilità, lui camminava con delle stampelle in pratica. Sì, esatto, lui aveva appunto preso la muscolatura delle gambe, quindi era obbligato a camminare con le stampelle. Per esempio c'è questo brano che consiglio a chi volesse di ascoltare, si chiama Diglielo tu, che da una persona appunto uscita dal dramma della droga è proprio dedicata a questa schiavitù e liberazione. Oppure Ho visto la croce, che in cui lui nel testo descrive il vissuto di tante sofferenze delle persone che ha visto nel suo cammino, abbiamo detto scapestrato anche ai limiti tra l'autonomia operaia, tra la violenza politica e il carcere. Poi c'è il concerto a Sarajevo, no? Sulla guerra tra Croazia e Bosnia, che fu addirittura mandata in onda dalle radio clandestine di Sarajevo. E poi c'è appunto Lacrime di Dio, che è una vera e propria poesia che riprende una riproduzione delle sofferenze dell'uomo ad imitazione del Calvario di Cristo. Abbiamo scoperto un personaggio davvero importante nell'ambito della musica cantautorale cristiana, ma non soltanto. Io devo veramente ringraziare Paola Maschio Bignoli, la moglie del cantautore cristiano Roberto Bignoli. Paola, veramente grazie di questa
controinformazione che ci hai regalato, facendo felici molti ascoltatori che erano curiosi di questa canzone, ascoltata centinaia di volte, almeno una volta chiunque l'ha sentita su Radio Maria, ballata per Maria. Ringrazio anche Giuseppe Brienza per questa bellissima sorpresa che ci ha fatto. Giuseppe, Paola, alla prossima, che non finisca qui. Grazie Sammy, arrivederci. Avete ascoltato Potere al